Riprendiamo la linea. A questo punto stiamo vedendo in tavola tutto quello che abbiamo preparato stamattina in laboratorio, non solo, perché vedete qui la tavola è davvero completa. Dove siamo? Lo ricordiamo per chi non ci avesse seguito dall'inizio di puntata, siamo alla crocevia di Sasso Morelli, pianura imolese, ad ospitarci un locale, trattoria osteria storica, La Sterlina. Abbiamo detto una bella storia di ottimismo imprenditoriale, una storia legata alla produzione agricola e vitivinicola a chilometri zero, e lo vedete qua, una storia legata alla tradizione gastronomica romagnola e una storia legata alla tradizione di famiglia. Allora, stamattina abbiamo visto Francesca, ci siamo visti un pochino tutti mascherati perché in laboratorio così si deve fare. Qui siamo belli distanziati, ma visto che è una famiglia può stare anche vicina vicina, perché c'è Francesca e vicino c'è Mattia, la nuova generazione, accanto a loro Bianca, anche lei fa parte delle nuove generazioni, e poi vediamo Walter e Monica, e poi vediamo nonna Carla. Nonna Carla sembra così, ma le sue ricette vengono ancora realizzate qui all'interno della Sterlina. Allora, cerchiamo velocemente di raccontare quello che c'è su questa tavola, e direi di cominciare dagli antipasti, e volevo che fosse proprio Mattia a dirci come si lega alla produzione di zona, perché io vedo salumi, vedo formaggi, vedo verdura, vedo farina, vedo insomma tutti ingredienti che voi reperite da produttori qui vicino a voi. Esatto, noi ci teniamo molto a utilizzare aziende agricole del nostro territorio, qui vicino, infatti a partire dalla farina del Mulino Guidi di Sesto Imolese, le uova sempre di Sesto Imolese, salumi Clai, squacquerone, ricotte, formaggi vari di Comellini, tutte aziende del territorio, comprese quelle viticole. Esatto. E anche le verdure, perché vedo là verdure, insomma, bellissimo, esatto, quella cassetta dei Sandri, proprio di Sasso Morelli. Ecco, anche perché qui sono famosissime le verdure pastellate, i fritti e poi quelle grigliate, perché naturalmente si accompagnano alla carne. Ecco, un elemento fondamentale che caratterizza anche il menù della Sterlina, ma anche i produttori del territorio, è quello legato alla carne. Allora io passerei al cuciniere, grigliatore, non so come chiamarlo, Walter. Qui ci sono proprio le carni tipiche della Romagna. Sì, c'è il fegato con la rete, la costata di manzo, il nostro misto di maiale che è pancetta, costola e salsiccia, c'è il castrato, il classico spiedino che viene fatto anche con le verdure. Ecco, mi sembra veramente, io sono nata un po' a saltaguazzo, come si suol dire, a raccontare questa tavola, perché ho saltati i primi, li ho saltati perché li avevamo un pochino raccontati anche in precedenza, però qui Monica, ce li racconti tu come sono stati conditi questi primi preparati in laboratorio pochi minuti fa? Dunque ci sono le tagliatelle classiche col ragù tipico nostro qui dell'Imolese, che non è propriamente come quello di Bologna, comunque assomiglia molto. Poi quei cappellacci verdi che sono ripieni con lo squacquerone, conditi con un burro e prosciutto crudo. E poi c'è il nostro classico tortello che è ripieno di ricotta e prezzemolo e parmigiano, è proprio tipico qui della nostra zona. Esatto. Condito poi, burro salvia. Ecco, poi tante caratteristiche le abbiamo raccontate appunto in apertura di puntata, quando abbiamo fatto insieme per modo di dire, perché io non ho fatto niente, però insomma sono stata capace di guardare qualcosa, magari ho imparato. Giovani leve, perché c'è bisogno di raccontare anche le nuove storie in modo nuovo, ad esempio utilizzando il web. Però io Bianca la faccio intervenire tra un po', perché prima volevo raccontare invece la storia antica. Abbiamo parlato del passator cortese e il bandito Stefano Pelloni. Andiamo indietro nel tempo, molto prima di quel 1983 in cui la famiglia Dal Monte ha preso le redini della Sterlina. La storia è raccontata proprio su queste tovagliette che vedete qua, dove c'è l'emblema della Sterlina e c'è la storia raccontata. Allora, era
il 1850 e in quella che era una povera costruzione disabitata, il Casone, all'incrocio tra via Correcchio e via Nuova, arrivò dall'antica pieve di Cantalupo un gruppetto di invitati a un matrimonio con in testa gli sposi in biroccino. Il passatore fermò la compagnia, ovviamente per derubarla, essendo un bandito. Si accorse che tutti però erano talmente poveri che non avevano nemmeno un soldo, c'era solo lo sposo che aveva un paio di scarpe nuove. E allora cosa fece il passatore? Gli rubò le scarpe perché doveva tenere fede, insomma, al suo fare di bandito. Però il brigante in cambio, e questo determinò lo stupore generale, regalò alla sposa una sterlina d'oro. Ecco, il gesto fece parlare per molto tempo gli abitanti della zona e così il vecchio Casone venne chiamato il posto della sterlina, ed è così ancora oggi. Allora, diciamo, Francesca, poi abbiamo visto anche la polenta fritta e la crema fritta, cioè i fritti sono qualcosa che vi contraddistingue, Sì, insomma. sì, in accompagnamento alla carne o come antipasto sono una cosa proprio tipica della sterlina. Ecco, poi voi vi siete messi a preparare anche dei sottoli e dei sottaceti. Esatto, utilizzando lo scalogno di Sasso Morelli dell'azienda agricola Sandri e le verdure invece dell'altro nostro fornitore che si chiama Loris Piancastelli, Ecco, che anche lui è della zona. Ecco, e poi ci sono, dicevo, i vitivinicoltori. Voi sapete che l'arresto della ristorazione con questo periodo, io dico lockdown, non è lockdown completo, però insomma c'è la problematica legata alla non possibilità di ricevere ospiti, ha determinato grossi problemi ai produttori viticoli che avevano come canale commerciale soprattutto la fornitura alla ristorazione. Voi date una mano perché nell'asporto che è stato realizzato, che succede? Che voi date comunque una bella bottiglia di vino e i vini sono tutti del territorio, sono belle aziende, vero Mattia? Sì, sono rigorosamente del nostro territorio, a partire dall'azienda agricola Susti Giuseppe, poi c'è la fattoria Monticino Rosso con dei vini anche di alto livello tipo il Codronchio, le Morine. E abbiamo la Merlotta, sempre di Imola, e la cantina qui di Sasso Morelli della Viticoltori Molesi. Esatto, quindi è la Cavin, perché questo è un bel territorio che è ricco proprio da un punto di vista agricolo. Allora, io ho detto prima le novità a livello, diciamo, di comunicazione anche social. Io parlavo del passatore 1850, ma invece oggi 2021, Bianca, come funziona il mondo della comunicazione e della ristorazione? Perché anche attraverso quello siete riusciti a vivere con ottimismo questa fase molto complicata di chiusura? Sì, grazie ai social e alle nostre pagine abbiamo condiviso quasi tutti i giorni, comunque ci siamo fatti riconoscere e abbiamo sempre sponsorizzato nel nostro piccolo i nostri piatti, il nostro menù e il nostro servizio di consegna a domicilio, che abbiamo attivato da subito, dall'inizio proprio del precedente lockdown, quello di marzo, e diciamo che siamo riusciti comunque grazie ai social a lavorare, ecco. Difatti, e tra l'altro insomma il sorriso che avete tutti quanti lo conferma. Avete dovuto, Francesca, comunque riorganizzare un pochino il lavoro, questa molto. è la parte imprenditoriale del progetto. Esatto, i camerieri si sono trasformati tutti in corrieri e la cucina è un po' più frenetica di prima perché in tempi stretti devi preparare e consegnare a Imola e in tutta la zona, quindi è un po' complicato, però ce la facciamo. Ne vogliamo approfittare per ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno sostenuto durante tutto quest'anno ordinando asporto e domicilio, quindi li ringraziamo veramente tanto. Nonna Carla, mi permetto di chiamarla così perché la chiamano tutti così, anche se è bisnonna Carla, non sembra perché è ancora giovanissima. Cos'è questa cucina che mantiene così giovani e attivi? Perché sì, molto. Questo c'è molto da lavorare. Ecco, perché poi quante sfoglie ha tirato Carla nella sua vita? Nella vita ne ho tirate tante. E adesso le fa tirare un po' agli altri. Sì, ai miei nipoti che sono molto bravi. Difatti ho visto, hanno preso tutti una bella mano. Tutti. È bello, la soddisfazione di dire tutti seguono quello che abbiamo costruito. Sì,
e sono molto bravi proprio tutti. Ecco, e c'è una bella E soddisfazione. lavoratori proprio non instancabili. Io tante volte dicevo, non posso farglielo. E invece I grandi che dovevano correre. Ecco, però insomma, Però hanno sono preso su stati il buon molto sangue bravi romagnolo. e adesso sono molto felici. Ecco, così nonna Carla può fare la nonna davvero, perché qui poi ci sono anche bambini, insomma, molti, e quindi la famiglia cresce e magari ci sarà anche un bel futuro. Così dal 1983 già siete arrivati al 2000, insomma, praticamente i 40 anni li festeggeremo insieme, poi pensiamo anche alle nozze d'oro e a tutto quanto. Allora, a questo punto siamo arrivati al nostro momento finale, che dire, abbiamo riempito i bicchieri con un bel rosso nei bicchieri tipici appunto delle osterie e trattorie romagnole. Facciamo un bel brindisi. Allora, un saluto a tutti, un augurio e naturalmente per chi ci segue l'appuntamento è tra 7 giorni. Cin cin, auguri e buon lavoro! Grazie. In collaborazione con